l'immancabile alzabandiera ha sancito l'inizio della grande festa degli alpini paracadutisti, che lo scorso 6 ottobre si sono ritrovati a Verona. La città li ha accolti per celebrare una ricorrenza importante, con una sfilata e una cerimonia semplice ma carica di significato, a cui hanno preso parte le autorità locali e militari e anche la signora Imelda Tosato, vedova del generale Enrico Reginato, l'eroe trevigiano che tornò dal Gulag. Per noi è praticamente il coronamento di 10 anni di associazione che sono stati preceduti da 40 anni di gruppo alpini paracadutisti, per cui per noi adesso è diventata una cosa molto più importante e probante. Siamo quasi 1 migliaio di alpini paracadutisti iscritti. In testa il cappello d'alpino, ma nel cuore quel qualcosa in più che li ha resi un reparto di forze speciali dell'esercito, con quel 4° reggimento Ranger specificatamente selezionato e addestrato che ha sede proprio a Montorio Veronese. Il 4° reggimento alpini paracadutisti è l'unità organizzativa che include i 2 battaglioni, il battaglione Monte Cervino e il neocostituito battaglione proprio la scorsa settimana, quindi voglio sottolineare che in un contesto di generale razionalizzazione dell'esercito il nostro reggimento invece è stato oggetto di un ampliamento. Partiamo dall'addestramento base delle truppe alpine, poi viene esasperato particolarmente perché dobbiamo essere abituati a stare oltre i 3.000 metri di quota, dobbiamo saper stazionare in fase notturna per poter poi fare un contrattacco, o viceversa, a differenza della fanteria di montagna, dobbiamo correre molto velocemente verso l'obiettivo più alto. Noi operiamo su terreni scoscesi, per cui sulle montagne e sui ghiacciai, abbiamo una nostra preparazione specifica per i terreni artici, per cui il principio è praticamente vivere in mezzo al freddo. Non poteva mancare poi la scenografica apertura del paracadute tricolore. Abbiamo adottato il Mais Track, viene preceduto dalla sezione di lancio, per cui quando si esce dalla botola dell'aereo, prima di aprire il paracadute bisogna contare 1001, 1200, 1300, 1400, 1500, Mais Track. L'abbraccio della città e dei cittadini è stato tutto per loro. Viva i Greci, viva i Boccia, paracadutisti alpini, morta là!